Abbiamo fatto insieme al mio staff un grande lavoro che si fa presagire che la terza edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Russiello sarà un bellissimo evento. Abbiamo lavorato sodo per premiare scrittori e poeti che hanno prodotto importanti messaggi culturali e poi abbiamo voluto riconoscere la carriera di grande successo. Ricordo Maurizio Serra, diplomatico già ambasciatore presso ONU e l'UNESCO, l'attore Nino Bellomo, il grande ufficiale Paolo Cilona, il tenore José Todaro, oltre a istituzioni che si spendono quotidianamente per difendere e far proteggere il territorio, offrendo una migliore qualità della vita ai cittadini. Ringrazio in primo luogo Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte, che da 3 anni insieme all'amministrazione comunale crede al progetto che ho voluto, la neonata Casa del Libro, che già dall'indomani del premio si metterà al lavoro per l'organizzazione di nuove iniziative, collaboratori e di organizzatori, sponsor e volontari che sabato saranno al mio fianco per realizzare l'evento. Per finire, vorrei annunciare che quest'anno abbiamo premiato 3 giovani molto promettenti. Nella categoria emergenti, il giovane Santino Di Mauro con il suo primo libro, L'onda del destino, che invito tutti a leggere. Tra gli altri, l'associazione culturale Casa del Libro premia 2 giovani poeti che faranno parlare molto di loro. La giovane Zahira Ben Youssef, italiana di origine del Marocco, con il suo primo libro di poesie Il respiro dell'anima. E il giovanissimo 19enne Giuseppe Yati con il suo volume Se le rose parlassero. Per la prima volta l'associazione culturale Casa del Libro Pascale Schembre ha premiato questi 2 giovani poeti pubblicando il loro primo volume. Approfitto per lanciare a tutti un invito ad esserci dalle ore 19 in poi in piazza Umberto I per assistere alla serata che vuole mettere insieme cultura, turismo e promozione di un territorio che è un paradiso. Vi aspetto a tutti.